Nostro unico Salvatore, l'aiuto e la forza dello Spirito Santo. Tu che hai avuto il coraggio di versare il sangue per la gloria a te. Il libretto è la pagina 286. Procediamo in pace. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio di immensa carità, Trinità infinita. Dio si è fatto come noi, è nato da Maria, e chi nel mondo morterà. Cristo il e come tutti quelli che seguono il Redentore crocifisso sulla croce e inizia un nuovo universo, inizia la possibilità della pace. Ogni attesa, i bellissimi frati mi pace, sono gli occhi dei miei nemici, e di odio mi ungi il capo. Dato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Cristo Signore, offri perdono, chiedi giustizia. Grazie al Padre e forte, solo in te pace l'unità. Amen, alleluia. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre urlerai. Gloria a te, Cristo verrai. Avere una coscienza formata, fare effettivamente ciò che Dio nella coscienza ci sta chiedendo. Oh, sì.
dove sembra completamente debole, debolissimo. San Paolo arriva a dire una cosa quasi assurda, dice: Dio ha scelto il nulla, che è Gesù, morto e distrutto in croce, per ridurre a nulla quelli che vogliono vantarsi con le proprie forze. Questa è la grande novità cristiana, che i martiri hanno commentato con il loro martirio, cioè sconvolta la sapienza degli uomini, quello che sembra saggio, buon senso, e quella che è un racconto, ho citato anche altre volte, una pagina della Passio. Qui vult venire post mea necesse benissum, et donat crucem suam et sequatur me. Magnificat anima mea Dominum. Via respensi unificare mancite sue, et gentis soniam dice omnes generazione. Ora, come nella tradizione è previsto, i panni di San Pilario, preparati dal gruppo degli amici di San Pilario, verranno benedetti per essere poi portati nelle nostre famiglie, nelle nostre case, diffondendo in esse la benedizione e il desiderio che, condividendo questo pane, potremo condividere la stessa fede e la stessa forza del martire che veneriamo. Noi te ne diamo grazie, Dio onnipotente, che hai creato l'uomo per la gioia e la vita immortale. Con l'opera redentrice del tuo Figlio l'hai liberato dalla schiavitù del peccato e radice di ogni male. Tu ci doni la certezza che un giorno sarà asciugata ogni lacrima, ricompensata ogni fatica, sostenuta per tuo amore. Benedici i tuoi figli, nella piena adesione alla tua volontà ti invoca, mediante l'intercessione della Beata Vergine Maria di San Pilario, perché preservati da ogni male e confermati nella grazia del tuo Spirito, glorifichino in parole e opere il tuo santo nome, per Cristo il nostro Signore.